Si giocherà domani domenica alle ore 15 la gara contro il Don Carlo Misilmeri che sarà affrontata dall'Olimpica Akragas nel campo del Ribolla di Palermo e sarà arbitrata dalla terna formata da Gianluca Livigni, appunto di Palermo, da Salvatore Damiano e Lorenzo Biunda, i guardalini di Trapani. L'11ª giornata vede questi incontri: Casteltermine con il Don Bosco Partinico, l'Albatros Lercara contro il Monreale Calcio, il Balestrate contro il Vallelunga, Folgore Castelvetrano se la vedrà con il Gattopardo di Palma di Montechiaro, il Don Carlo Misilmeri appunto con l'Olimpica Akragas, Libertas 2010 di Racalmuto contro il Camarat, il Salemi contro l'Oratorio San Giro e Giorgio, il Vis Borgonuovo contro il Villabate. Sentiamo ora il mister Giovanni Falsone proprio sulla partita di domenica prossima a Palermo. Domenica si va a Palermo contro il Misilmeri, una squadra forte, tosta. Sì, ma tutte le partite fuori casa sono toste e sono pesanti, però noi come facciamo sempre, come dico sempre, non voglio essere ripetitivo, noi facciamo partita dopo partita, andiamo avanti, aspettiamo il mercato di riparazione perché questa squadra ha bisogno numericamente di essere rinforzata, non dico nei 11, numericamente essere rinforzata, ma qua noi abbiamo tantissimi ragazzi giovani che sono bravi, solo che non abbiamo avuto il tempo di poterci lavorare. Voi non lo so se lo vedete, cambiamo modulo a secondo chi entra, magari nel secondo tempo avete visto abbiamo giocato in un modulo diverso rispetto al primo, però abbiamo fatto gol sia nel secondo tempo che nel primo. La cosa più interessante è stata che nel secondo tempo forse abbiamo avuto più occasioni rispetto al primo tempo, anche se eravamo in vantaggio. Questo mi fa ben sperare per il futuro, però dico sempre occhio perché siamo una squadra che siamo partiti in ritardo, magari la gente non interessa, contano i risultati e sono d'accordo con loro. Però noi andiamo per la nostra strada, sappiamo quello che dobbiamo fare, non mi voglio sbilanciare, però credo che a fine aprile parleremo in maniera diversa.